l'ho detto che avresti fatto i sisini con me. Va bene? Sì. Sempre a disposizione, va bene? Ciao. Tanto mi presento per chi non mi conosce. Sì. Giusto, prego. Pochi, a dire il vero, pochi. Sì, pochi. Sono Gianfranco Becker della JFB Consulting Investment and Communication, anche da sport, Zio Trend. Dica cosa fate perché vedo tante Sì. cose. Cioè dire cosa facciamo è riduttivo. È riduttivo, vabbè. Farei prima dirvi cosa non facciamo. Per esempio, guarda, ho qua l'ordine del giorno. L'ordine del giorno. Allora, noi altri ci occupiamo anche diremo di formazione e consulenza finanziaria per investire al meglio i vostri sisini e non finire a culparare con la vostra aziendina. Questa è la nostra mission. Non farvi finire a culparare. A questo proposito teniamo dei webinar a distanza direttamente dal nostro auditorium nella sede distaccata a Macacari. Ad esempio la settimana scorsa c'era il webinar dal titolo Come piantare qua tutto e andare al caldo a sputanarti gli utili della tua azienda. E che insecciava. Di cosa ci occupiamo noi altri? Ci occupiamo di cattare tutti i documenti necessari e soprattutto forniamo una nostra consulente del posto che ti aiuterà a sputanarti gli utili come si deve, capito? Tu scegli il luogo, Cuba, Santo Domingo, eccetera. Noi all'aeroporto ti facciamo cattare una consulente con scritto il tuo nome e tu affidati lei che te li fa sputanare come si deve. Però i nostri webinar non è che si occupano solo di questo, noi ci occupiamo anche di varie problematiche. Ad esempio abbiamo anche dei webinar diciamo dedicati per i dipendenti scontenti. Ad esempio se il tuo padrone ti domanda di fare straordinari non retribuiti e a Nadal se la cava con un Pandoro e una bottiglia di vino di Comi, al prossimo anno non mi cucchi più. Allora in questo caso come interveniamo noi altri della JFB? In questo caso ci forniamo al dipendente un elenco di magagne utili per mettersi in malattia. Tipo, per esempio, le tipologie di magagne che poi diremo, giusto per fare degli esempi, inciodamenti di schiena, vessighe nelle mani, marandele, dissenteria, nausea, vomito, secchezza delle fauci. E a disposizione abbiamo messo anche un'app che simula la voce a raffreddore con febbre a 38 per quando devi chiamare il tuo padrone. Tra l'altro è un'app testata a prova di Fantozzi e lei. Quindi, però, siccome noi siamo per la par condicio, par condicio di rondello e non era proprio così. Cioè non è che ci rivolgiamo solo ai dipendenti, ma anche ai titolari di azienda che hanno delle altre problematiche. Per datori di lavoro scontenti, ad esempio, il titolo del webinar è inutile che mi domandi l'aumento che poi ti becco indietro a gigionare su Facebook. Ringrazia Dio che non ti do i 15 giorni. Questo diciamo è il titolo globale. Come interveniamo in questo caso? Qui forniamo tutta l'assistenza necessaria a sghimare i dipendenti che invece di lavorare stanno tutto il tempo a gigionare sui social. Abbiamo 3 pacchetti dedicati. Pacchetto Gold. Pacchetto Gold con micro webcam nascoste nell'iride del dipendente che installiamo di notte finché ronfa. Porca miseria, nell'iride. Così la webcam, capito, guarda direttamente lo schermo del coso, quindi è impossibile non dedurre che stai gigionando sui social. Poi c'è il pacchetto Silver. Con profili esca sui social per chattare col dipendente e poi noi andiamo a spiocciare tutto il suo parole. Geniale, capito? Noi facciamo dei profili esca, dei profili fake, chattiamo col dipendente, se lui chatta noi facciamo gli screenshot di tutte le chat e li facciamo, andiamo a spiocciare. Poi c'è anche il pacchetto taccagno. Noi praticamente facciamo dei busi col trapano e il padrone si arrangia a spiocciare il dipendente dal suo ufficio. Cioè voi andate no, porti pazienza, ma quello dell'iride quanto costa? Così per curiosità. Quello dell'iride devi versare il guaia. Cioè, non è semplice andare nella casa di uno del tuo dipendente finché ronfa e impiantarsi l'iride. Lì ci vuole una serie di professionisti, l'iridologo, lo scassinatore.
ci vuole l'indormensatore di Cagneti. Sì, infatti volevo dire, ci sarà... I cagnoni con una bistecchetta, insomma, te la cavi, ma i Cagneti, quelli rompirovi, quelli che tipo i chihuahua, la maraetta, quello è duro, la bistecca neanche se la filano, cioè la bistecca per essere grande di loro, gli tiri una fiorentina, lo sotterri, mi spiego, ma non sai tabaiare. Mi permetti prima di salutarvi, Sì? insomma, di dirvi il nostro claim, insomma, perché noi forniamo Giusto. un servizio a 360 gradi Bravo. all'ombra. JFB Consulting, Investment Communication. Se ci scegli, buon partì, se non ci scegli, ti mangerai le pelesine delle onge. Ok, Io trend. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie, Grazie. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta, Mototaxi, i fattorini di Verona, Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.